Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook e siamo in diretta anche in questa trasmissione perché ovviamente parleremo di politica, del momento attuale, parleremo di economia e parleremo anche di sanità. Quindi sarà una puntata molto importante, con ospiti importanti in studio, con collegamenti con il segretario generale della CGIL, con il costituzionalista, con il segretario della CGA di Mestre, con il direttore generale della sanità, il dottor Luciano Flor di Padova, dunque una puntata assolutamente da non perdere, e con gli ospiti che inizio a presentare: Luigi Alessandro Bisato del Partito Democratico, buonasera, grazie di essere con noi. Saluto Antonino Pipitone di Italia Viva, buonasera, grazie. Grazie anche a Giacomo Cusumano del Movimento 5 Stelle, a Fabrizio Boron della Lega e a Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia. Grazie a tutti di essere qui questa sera. Saluto Denis in redazione, buonasera Denis. Buonasera anche a te Giorgio, ovviamente a tutti i tuoi ospiti in studio e ai nostri telespettatori che insomma possono ovviamente partecipare alla trasmissione. Vedete già i numeri in sovrimpressione, ci potete chiamare allo 049 80 77753 oppure potete mandarci un sms al 366 229 1811, insomma le modalità per partecipare alla trasmissione. Bene, buon lavoro in regia Claudio e Nicola che hanno molto da fare in questa serata. Il titolo l'avete già visto, una crisi continua, continua, dico anche sotto certi punti di vista vergognosa di quello che sta accadendo qui in Italia, però ne parleremo. Prima andiamo a vedere il servizio d'apertura. E così la crisi di governo alla fine è sfociata nelle dimissioni del premier Conte. Lo strappo aperto dal leader di Italia Viva Matteo Renzi è diventato un vero e proprio squarcio che ha portato alla salita al colle del Presidente del Consiglio. Proprio quel Matteo Renzi che alla vigilia del referendum costituzionale del 2016 pronunciava queste parole. E se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. La storia però, come spesso succede in questi casi, alla fine è andata da tutt'altra parte. Del resto, il nostro paese non è nuovo a magheggi consentiti dalla Repubblica parlamentare. L'ultimo caso è quello che aveva visto per protagonista il leader della Lega Salvini, che nell'estate del 2019 aveva aperto la crisi direttamente dalla spiaggia di Milano Marittima. Insomma, verrebbe da dire che in politica ogni mondo è paese. Adesso vi è di nuovo il rituale già visto, quello delle consultazioni, in cui il capo dello Stato ascolterà le forze politiche e le loro ricette per uscire dalla crisi, prima di sciogliere le riserve e decidere a se è davvero questo il momento in cui aprire una crisi di governo. Certo, la politica è mossa da regole che non sempre vanno di pari passo con il sentire popolare. È anche vero però che di fronte a un'emergenza sanitaria ed economica come quella causata dal coronavirus, forse si poteva aspettare quantomeno di uscire dalla fase più critica. Mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente. Cosa succederà ora è ancora presto per dirlo. L'obiettivo di Conte è quello di ottenere un nuovo incarico di governo. Il centrodestra spinge per tornare al voto. La matassa allora va sbrogliata e in fretta. Ne va della credibilità della nostra classe politica. Di certo c'è che alla fine l'Italia è davvero un paese miracolato. È così, Antonino Pipitone, inizio da lei, è così, inizio da lei per un semplice motivo, dalle affermazioni che abbiamo da questo servizio di Denis Maran, sotto un certo punto di vista ironico ma molto vicino, anzi vicinissimo alla verità, in un paese che io personalmente mi vergogno di vedere queste cose, ma lo dico senza vergognarmene di dirle, certo. E quando vedo un leader che ha un 2%, un 1% che viene e va al governo per merito del PD e a un certo punto dice metto in difficoltà un paese in un momento difficile, probabilmente avrà le proprie ragioni, non discuto, però delle volte c'è anche il buon senso e mi sembra che in questo momento il Renzi non lo abbia usato.
È proprio solo Renzi il colpevole di quello che sta accadendo, secondo lei, Pipitone, o è colpa di chi, se ci sono altre colpe? Ma innanzitutto non sono assolutamente d'accordo con la ricostruzione che lei ha fatto, direttore, perché un governo deve stare al governo se fa delle cose utili al Paese, innanzitutto. Certo è un momento delicato, è difficile far capire anche e spiegare questa cosa qua. Renzi che motivo aveva in fin dei conti di far cadere il governo quando è stato? Il governo Conte esiste grazie a Renzi, vorrei ricordare. Se non fosse stato per Renzi, che allora era il Partito Democratico, il governo Conte non ci sarebbe stato il governo. Sì, però Renzi è dato su per merito del PD. Si sono dimesse 2 bravissime ministre, va bene, e si sapeva che ci sarebbe stata una apertura di critiche pesanti su Renzi. Italia Viva ha proposto delle cose serie, qua si parla sempre della crisi eccetera, ma non dei motivi reali. Mi scusi Pipitone, la interrompo, non sto discutendo le motivazioni, che sicuramente non presumo che Renzi sia impazzito e che non abbia motivazioni. Ragiono un'etica, ragiono sotto un momento su un comportamento etico e dico, Renzi va al governo in un momento che stava ovviamente perdendo consensi tramite il PD. È come io vengo con lei. Ha formato l'altro partito. Ma io vengo con lei. Non sono mai stato nel PD, quindi non devo giustificare. Poi ha il tempo ovviamente di vengo al governo con lei, perché vengo con lei, perché altrimenti non ci andrei al governo, perché ho il 2 o il 3%, non ci andrei. Vengo al governo con lei e poi lo tradisco. Secondo lei avrà le motivazioni? Le sembra in questo momento un comportamento corretto della persona Renzi? Questa è la domanda. Poi le motivazioni ne ragioniamo e sicuramente le troverà e ce ne sono. No, scusi, lei parte sempre da una cosa che non c'è. Allora, Italia Viva è un altro partito. Io non sono mai stato del Partito Democratico, ho aderito a Italia Viva per un progetto riformista. Quello che, ma Renzi è a governo per quel motivo, perché è andato col PD. Ma non Renzi per era stato eletto là come tanti parlamentari che hanno fatto delle scelte, e Renzi ha fatto una scelta. Io non lo so, bisogna chiedere a Renzi. Io non ho aderito a Renzi perché era andato via dal PD, ho aderito a un progetto politico. Io come tanti altri amici e come tanta gente che ho incontrato in questi mesi in giro. La questione è il merito, direttore. Allora, ribadisco, Renzi e Italia Viva da luglio ha detto a Conte una questione molto chiara riguardo il futuro di questo Paese, dicendo che questo governo non ha un progetto sul cosiddetto Recovery Fund, cioè quindi sui 209 miliardi che dovrebbero arrivare dall'Europa, che nessuno ci regala e che dobbiamo fare dei progetti, non c'era una visione del Paese, non c'erano dei progetti concreti, anzi addirittura Conte non ha mai risposto alle critiche, alle proposte, alle richieste di Renzi e di Italia Viva, ma non solo di Italia Viva, ma anche del Partito Democratico, di Leo. Basta vedere gli interventi che hanno fatto gli esponenti di Leo e del Partito Democratico quando c'è stata la fiducia, erano sovrapponibili a quelle di Italia Viva, perché tutti hanno criticato questo governo. Dopodiché Renzi cosa ha fatto? Renzi è vero che ha aperto la crisi, ha detto: guardate, visto che non c'è alcuna risposta, e non solo, il Presidente Conte ha fatto una cosa impressionante. Una notte, il 12 di dicembre, alle 2 di notte presenta una proposta di recovery fund che lo stava nel cielo intero. Non sto qua ad illustrarla, se no non finiamo più. Dopodiché Renzi, mettiamo che abbia sbagliato pure Renzi, criticabile eccetera, ma io penso che un Presidente del Consiglio, se c'è una parte politica che pone una questione e che addirittura ritira i ministri, perché Italia Viva ha sempre votato comunque tutti gli interventi del governo Conte anche dopo e non ha nemmeno votato la sfiducia a Conte, tanto per io penso che il Presidente del Consiglio dovrebbe convocare la maggioranza e dire vediamo quali problemi ci sono. Invece il Presidente del Consiglio cosa ha fatto? Ha cercato di trovare immediatamente, non gli sembrava vero, di far fuori Renzi, finalmente si è messo da parte questo rompiscatole, questo partito di rompiscatole, e ha cominciato a fare una cosa che non sta né in cielo né in terra, una roba folle. Pipitone, va bene a cercare la moglie di Mastella. Io avevo iniziato il ragionamento sotto un altro punto di vista, lei l'ha portato dove ha voluto lei. No, non lo portato io. Io ho iniziato nel ragionamento che Renzi era entrato ed è entrato nel governo per merito del PD, perché altrimenti non sarebbe entrato, e in quel momento sapeva che il PD aveva come alleato il Movimento 5 Stelle. La storia, se non ricordo male, Renzi stesso con il Movimento 5 Stelle anni ha avuto un grande diverbio, un grande disaccordo nel momento di unire un governo e dopo vengono i pasticci che arrivano. Volevo partire da questo presupposto, non dai contenuti che diceva lei. Vabbè, ma i contenuti sono fondamentali. Quello che dice Pipitone, che il Presidente del Consiglio non ha avuto un comportamento corretto, come mi sembra di aver capito dalle dichiarazioni di Pipitone.
Ma io non credo che qui bisogna parlare di comportamento corretto con quelle che sono le altre parti politiche di una maggioranza, perché è nella discussione politica affrontare i temi. Ognuno ha il suo peso, si fanno delle proposte e si cerca di fare il meglio per il Paese. I problemi con Renzi purtroppo secondo me sono nati fin da subito, perché nell'immediato momento dopo aver formato il governo ha creato Italia Viva, e anche questo, voglio dire, è una visione dal mio punto di vista personalistica della politica. Non dimentichiamo che Renzi è anche il fautore del PD che poi oggi abbiamo anche in Parlamento, nel senso che lui ha molte persone del Partito Democratico che comunque l'hanno seguito in tutto il suo percorso e che l'hanno seguito anche dopo con Italia Viva. Il problema nella visione personalistica è che ad un certo punto si mette sotto scacco l'Italia da questi meccanismi che ci sono sempre stati purtroppo, perché c'è la possibilità di formare altri gruppi politici all'interno di un Parlamento, dopo le elezioni, dopo aver preso delle scelte. Ecco, io credo che a livello etico questo sia sbagliato. Poi la storia ci insegna che quando un partito prende una deriva che non va assolutamente bene, oggi insomma è il 27, il giorno della memoria, bisogna anche dare la possibilità alle persone di staccarsi da un pensiero magari che si è modificato nel tempo, ma non credo che la situazione sia assolutamente paragonabile a una situazione. Poi parleremo ovviamente cosa succederà, volevo sentire questo giro prima di tutti gli ospiti su questo argomento. Bisato. Ma prima di tutto secondo me va fatta una premessa sul nostro sistema, che è un sistema parlamentare che non genera maggioranze, perché se posso interloquire rispetto anche alla proposta iniziale, qua veniamo da il Conte 1 e il Conte 2, che forse adesso con il rincarico diventerà Ter, avevano maggioranze totalmente diverse. Ma è sicuro che diventa Conte 3? Ci sarà probabilmente un incarico che potrebbe anche naufragare. No, le chiedo perché non lo so, le chiedo perché sento voci sì, forse no, si dice che potrebbe essere Di Maio, insomma staremo a vedere durante la serata che avremo anche dei collegamenti con Roma. Mi pare che già tutta la serata giri intorno a Renzi e anche reincarico girerà intorno a Renzi, perché il quarto gruppo che doveva formare quella quarta gamba allo stato attuale è talmente risicato e tenuto su con gli stuzzicadenti che è presumibile che non ci possa essere... Mi scusi Bisato, che sono transfughi di altri partiti, no, perché lei ha preso tutta una deriva che pare che il centro-sinistra, però mi pare che ci siano dei pesi e contrappesi da mettere in campo. Cerco anche di essere un provocatore intelligente, chiedo a Cusumano, chiedo a Bisato, ma secondo voi, se dovesse essere così e Renzi ritorna con voi lo vi ha trattato così, voi viva il paro? No, vi chiedo, stavo cercando c'è anche questa ipotesi, direttore, che lui rientri. Stavo cercando di fare un ragionamento, solo che il ragionamento presuppone delle premesse per arrivare alla conclusione. La premessa è: la memoria in generale di noi addetti ai lavori, dei cittadini in genere, è sempre fino al giorno prima. Cioè fino a un anno e mezzo fa c'era un'altra maggioranza che era fatta da chi non aveva vinto nessuno le elezioni. Il più grosso parte di parlamentari è del Movimento 5 Stelle, che diventa centrale e che a quel punto prima fa un accordo col centrodestra, con un pezzo di centrodestra a dire il vero, non Fratelli d'Italia. Poi Salvini, abbiamo visto anche dal video, si decide che vorrebbe far tutto lui. Renzi in quel momento diventa il dominus. In particolare non c'era la pandemia, insomma teniamo conto che di questo insomma il momento, ma ha rotto lui, ha rotto Salvini, ha rotto Salvini. Poi questo, dentro nel quadro trovano un Renzi che scompone e poi fa il salto e costituisce un nuovo gruppo. Io non lo sto mica difendendo, anzi io sono rimasto nel Partito Democratico, quindi difendo la scelta di chi eletto nel Partito Democratico continua a mantenere la posizione. La cosa che è inspiegabile, dopo tutte le cose giuste che lui poteva porre sul tavolo e sul tappeto e come dire, discutere, è rompere in questo momento. Dentro un quadro del genere è impossibile da spiegare a un cittadino medio qualunque che fosse il caso di aprire una crisi di questo tipo, perché non è una crisi del scomponiamo uno per mettere un altro, è al buio ed è la forza che sta... la forza di Renzi è proprio perché sa che è al buio, solo che non ha la coscienza che in mezzo c'è il Paese e il Paese rischia di non restituire un foglio scritto indicando cosa vuol fare per ottenere i 209 miliardi. Non passano le settimane di settimana in settimana. Qualcuno che è stato amministratore sa che quando c'è tensione
non vanno avanti i provvedimenti, vuol dire che non vanno avanti le opere, vuol dire che non si individuano i commissari per le grandi opere, sono stati fatti ma di fatto è tutto in stallo. E quindi... È come quando arrivi a un mese prima delle elezioni di qualcuno, non muove una paglia nessuno, adesso è tutto fermo, questo è un dramma per l'Italia. Quindi io colpevolizzo lo stallo che è stato creato dalla crisi di governo. Come ha detto il segretario... che ha fatto la crisi del governo, poi lei lo riaccetta al governo. È la premessa di prima, direttore. In una democrazia parlamentare bisogna trovare in Parlamento le maggioranze. Se non ci sono, si va al voto. Oppure si fanno maggioranze diverse da quelle che c'erano il giorno prima. Si fa mercato. Ma è come dire, lo sta facendo Conte, non lo sto giustificando, ma è il dato di fatto. Il mercato lo sta facendo Conte in maniera indegna. Vi sto chiedendo. Ci sono altre epoche storiche in cui è successa la cosa al contrario, Cioè la ricerca di parlamentari di un'altra parte che sostenessero quella maggioranza. Deprecabile, per me deprecabile, ma è lo stato di fatto di una democrazia che in Parlamento non trova maggioranza. Italiano. Fabrizio Moro. La situazione, insomma, mi sembra che siamo arrivati al punto di quello che è una situazione che vige fin dall'inizio così. Il governo attuale 5 Stelle e PD è un governo che è nato, lo ha detto Salvini e lo ha detto Renzi fin dall'inizio, no? Per non mandare il centrodestra, per non mandare la Lega al comando del Paese, quando nel fallimento del governo Lega e 5 Stelle si era chiesto il voto. Chiedo alla regia se può abbassare l'audio di Denis per cortesia che arriva in studio, grazie, prego. Quando nel fallimento del governo Lega e 5 Stelle si chiedeva il voto, ricordiamocelo quel momento lì. A Renzi andava bene a tutti in quel momento lì, no? Perché fermava Salvini e costituiva un governo che non era nato su un progetto di Europa, come vogliono far capire, di Italia, di futuro, ma era nato anti-Salvini, anti-Lega. Quindi era chiaro che non poteva essere un governo produttivo e soprattutto un governo longevo. Era chiaro, in particolar modo quando al comando c'è insomma l'avvocato del popolo, che tanto avvocato del popolo non si è dimostrato, perché tutto ha fatto fuorché essere avvocato del popolo. Adesso sono arrivati alla resa dei conti, troveranno la quadra, ma molto probabilmente sì, ci sono 300 parlamentari in meno che non prenderanno lo stipendio, ci sono tanti che non verranno rieletti. Pensi al 5 Stelle, il 5 Stelle se andassimo al voto oggi prenderebbe meno della metà dei parlamentari che sono dentro. Il 30%. E quindi il problema si pone di tutta una dimensione politica dentro al partito, ma molto probabilmente dovranno cedere al ricatto di Renzi, dovranno ricedere al ricatto politico ovviamente, no? Che è un ricatto politico, non è mica... Dovranno cedere, che è quello di fare un governo, insomma, sulle istanze che gli sono state chieste. Istanze, a me par di capire che il tema della questione sia sempre il denaro e la dimensione del denaro messo a disposizione sul recovery fund, ecco, quello è il problema. Poi io mi auguro, questo non ne sono certo, ma io mi auguro che siccome il Presidente della Repubblica rappresenta la massima immagine e la migliore immagine, no, la più elevata immagine di questo Paese, a un certo punto dia ovviamente parola a qualcosa di diverso, che poi io mi auguro sempre il voto, poi non so, essendo la democrazia parlamentare, certo. Io non sono d'accordo, ma essendo democrazia parlamentare qualcuno può trovare dentro, ma più che altro perché? Perché guardi che costituire un governo con un Conte avvocato del popolo di nessuno, ma con un Conte in questo livello qui, con transfughi e voti presi di qua e di là, io non riesco a capire quale credibilità possa avere un governo così in Europa nel scrivere poi il debito, no, che bisogna firmare per quello che sono i fondi che arrivano, perché poi è quello il problema. Cioè noi quando andiamo a firmare recovery non è che firmiamo solo il debito e diciamo che dobbiamo dare indietro, ma dobbiamo firmare anche come li spendiamo, in che tempi li spendiamo. Fabrizio Moro, abbiamo tempo, volevo fare un giro con tutti per sentire il parere iniziale, perché io reputo e credo che se sto ascoltando una trasmissione non vuoi ma chi decide dal palazzo, credo davvero che abbia molti dubbi per quanto riguarda il comportamento della politica in Italia, quindi ma non da oggi. Sempre stato, va bene. Enoch Soranzo. Ma io credo che sarebbe quasi da ridere per non davvero assumere quello che correttamente ogni italiano credo stia vivendo. Allora, partiamo dall'ultimo, tutti parlano dell'interesse del Paese, la sensazione, credo di poter dire, della maggior parte dei cittadini che del Paese in verità è un qualcosa che si mette davanti ma che non trova una corrispondenza
nei comportamenti e in quello che di fatto si sta facendo. Mi spiego meglio. Allora, innanzitutto questo è un governo dei fallimenti. Forse questa crisi arriva troppo tardi. Questa è una maggioranza che si mette insieme con programmi diversi, con forze politiche diverse, con un agglomerato che già all'origine non stava insieme. Poi se andiamo a vedere che cosa è accaduto durante il periodo pandemico, tuttora in corsa, noi facciamo un esempio senza che nessuno si offenda. In Regione Veneto, lo sa bene anche il consigliere Borona, noi abbiamo oggi una posizione sulla scuola dove ha visto che il ministro Azzolina, quando i contagi erano bassi, ha chiuso le scuole e quando i contagi invece sono alti adesso le apre. Diversamente la nostra regione sta assumendo il presidente Zaia con la sorella Donna Zan, provvedimenti che di fatto seguono una logica sulla base dei dati e di quello che dice l'Istituto Superiore della Sanità, sulle fasce di età, su quelle che sono le comprovati dati scientifici. Non è che il Veneto stia comprato bene sotto il profilo sanitario? No, ma io sto parlando della scuola. Oggi abbiamo una situazione dove l'Azzolina apre la scuola dopo le vacanze natalizie, quando i contagi sono in crescita, e le ha chiuse quando invece erano bassi. Ho fatto un esempio di un governo che ha il record di fallimenti. Non mi pare che ora, non è che lo dico io, lo dicono i dati, e lo dice anche il fatto, per esempio, che nel corso del 2020 noi abbiamo usato per 42 milioni di euro dei fondi europei, anticipando per la CIG in deroga, per esempio, i fondi dello Stato. Quindi Enoch. Quindi il concetto qual è? Oggi dire che siamo di fronte a un documento del Recovery Fund che deve essere scritto, e come diceva bene il consigliere Boron, deve dire cosa ne fa, come di fatto li spende e come poi dovrà, perché come si spende e quando è il principio per cui si delinea anche come potrai poi restituirli, perché se tu non li spendi in investimenti difficili e li spendi in spesa corrente sappiamo bene che è una cosa diversa, perciò non è uno scherzo e quindi credo, noi siamo fortemente convinti che tutto questo balletto che si sta perdendo tempo ricercando parlamentari sia una cosa che ancora una volta è la distanza totale dalla realtà e l'amare un paese. Una classe dirigente dei parlamentari, quindi lei cosa chiederebbe? Ma noi crediamo che serva velocemente andare al voto, che si dia al Paese un governo, ma soprattutto una rappresentanza parlamentare che risponda alla volontà del popolo, quindi sovrano e secondo la più bella carta costituzionale che è la nostra, quella italiana, se è vero che amiamo questo Paese. Bene. Perché poi tutti si attaccano alla carta costituzionale, mi viene in mente il 5 Stelle all'inizio addirittura l'insediamento che l'ha portata alla Camera in Parlamento, la leggevano, ma quella carta costituzionale ci dice che il popolo deve decidere. Bene, serve un governo forte, una rappresentanza parlamentare del popolo che rappresenti veramente il popolo. Tutto il resto, guardate, sono giochi di palazzo. E poi non mi arriviamo perché collegato abbiamo Cristian Ferrari che è il segretario generale CGIL del Veneto, vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Lo saluto, buonasera Ferrari, grazie ovviamente della sua disponibilità. Cosa pensa, cosa succederà e ovviamente anche sotto un profilo sindacale, visto che sono sospesi praticamente i licenziamenti, però tra poco potrebbero arrivare. Ecco, il sindacato in questo momento che parte fa? Ma guardi, noi siamo di fronte ad una crisi di governo irresponsabile e incomprensibile agli occhi della stragrande maggioranza dei cittadini, che sono alle prese con enormi difficoltà di questo periodo, che è il tempo più difficile della storia della nostra Repubblica. Noi segnaliamo tre fronti. Il primo, siamo nel pieno di un'emergenza sanitaria tutt'altro che superata. E noi dobbiamo portare avanti una strategia di contrasto al virus, dobbiamo metterlo sotto controllo non solo per ragioni di salute pubblica, ma anche perché questo è il presupposto economico per avere le condizioni davvero di far ripartire in maniera strutturale anche il nostro apparato produttivo. Secondo, una campagna di vaccinazione di massa, la più rapida, la più efficace, la più capillare possibile, è l'altra sfida strategica del 2021. E da questo punto di vista mi lasci dire, direttore, che la CGIL e le organizzazioni sindacali sono a disposizione, a sostegno e per rafforzare questa campagna, informando, sensibilizzando e convincendo i lavoratori. Poi c'è il tema evidentemente
delle emergenze e delle questioni economiche e sociali. Siamo di fronte ad un'emergenza non meno grave di quella sanitaria e il rischio molto serio è quello di un peggioramento ulteriore della situazione. Noi guardiamo con grande preoccupazione la data del 31 marzo 2021, in cui scadrà, come è noto a tutti, il divieto di licenziamento. Noi chiediamo la proroga di quel divieto fino alla durata dello stato di emergenza nazionale, fino all'emergenza sanitaria acuta, e soprattutto il finanziamento ulteriore degli ammortizzatori sociali. Ma il sindacato Ferrari cosa vorrebbe oggi? Che questo governo ritornasse rapidamente in auge, cioè si rifacesse rapidamente il governo? Preferirebbe che il sindacato si andasse al voto per avere più certezze come chiedono quelli del centrodestra? Il sindacato, che oltre a quello che ha detto, che ovviamente tutti noi auguriamo e ci auguriamo avvenga in tempi stretti, ma sotto un profilo politico il sindacato cosa vuole, cosa vorrebbe oggi? Io non so, direttore, se tutti si augurano un prolungamento dei provvedimenti straordinari di protezione del lavoro anche oltre il 31 marzo. Comunque, il sindacato la pensa così, guardi, gliela dico proprio in maniera molto diretta. Noi auspichiamo una rapidissima soluzione di questa crisi nel segno di una continuità politica. Un governo Conte-ter, o chiamatelo come volete, anche perché alternative francamente non mi pare che ci siano. E comunque non ci convincono per niente altre soluzioni. L'alternativa, Ferrari, mi scusi, l'alternativa, come diceva Enrico Soranzo, può essere il voto. C'è un'alternativa che non va bene a tutti, però può essere un'alternativa, insomma, no? Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Facciamo saltare il Recovery Fund. Questo è un piccolo, voglio dire, è un piccolo dettaglio che le elezioni anticipate in qualche modo comporterebbero. Peggio delle elezioni anticipate, mi lasci dire, governi di unità nazionale, istituzionali o tecnici, è un film che abbiamo già visto e che non ha mai portato bene ai lavoratori. L'ultimo era il governo Monti. Noi siamo ancora qua che ci lecchiamo le ferite, penso alla legge Fornero, penso all'inizio dell'attacco e dello smantellamento dell'articolo 18, con quel tipo di governi abbiamo già dato anche no grazie. Io penso che ci siano le condizioni per dare una continuità a questa legislatura, portare avanti il Recovery Fund, affrontare l'emergenza e tutelare il lavoro e soprattutto mettere in sicurezza il Paese dall'emergenza sanitaria. Rimanga lì Ferrari, Borò rapidamente risposto, poi la pubblicità anche a Eno, che do la parte del centrodestra perché dice che assolutamente non andare al voto, mi sembra di capire da quello che ha detto Ferrari, ha detto che bisogna assolutamente andare avanti con questo governo, cercare di ricostruire il Conte 3, voi la pensate come ha detto Ferrari, che nel caso in cui si dovesse andare al voto perdiamo tutti i soldi dall'Europa? Ma non è vero perché i soldi sono stati assegnati e guardi, il governo rimane in carica per gli affari necessari e correnti fino alla data, poco prima della data del voto, e dopo il voto, se c'è un governo, chiedo alla regia se lasciamo il quadrato, ecco così, prego. E dopo il voto c'è un governo che entra in carica e continua sulla stessa strada, non c'è mai vuoto diciamo di potere, ecco, in un paese. E allora perché questa paura di Ferrari? E siccome il Recovery Fund c'è in tutta Europa, in tutti i paesi, e vanno a votare in tanti paesi, pensi che a settembre-ottobre va anche la Germania al voto, quindi chissà perché in Europa si può andare a votare dappertutto, ma in Italia non si può votare. Il problema è sempre quello, no? Secondo me, se smettessero di pubblicare i sondaggi e dicessero che Conte vince le elezioni, domani mattina andiamo al voto. È proprio così. Basterebbe dire questo. No, fermo lì, allora andiamo in pubblicità. Ferrari, può rimanere ancora con noi un altro po', Ferrari? Certamente sì. Bene, andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.